Allora, qui dentro, quello che viene esposto è materiale di proprietà della biblioteca. Quindi non abbiamo utilizzato materiali di altri, ma sempre libri, per cui anche se il libro è disegnato fuoriore, quindi vinto si trova nella biblioteca, con un buon libro si trova nella biblioteca. Questo è stato come dire, il limite che abbiamo scelto. Quindi non abbiamo fatto una fotografia di una cosa che si trova a Parigi, a Londra, eccetera. Questo testo è uno dei testi provenienti dall'Ufficio Salvatore, il codice 29, va bene, che è stato scritto da Manuel Cagnese, il quale si rivolge alla Madonna, prima di cominciare il capitolo, va bene, si rivolge alla Madonna e a San Bartolomeo di Simeri, o Simeri, com'è? Simeri, di Simeri, è in Calabria, si dice Simeri. Allora, Bartolomeo di Simeri, che è il vero fondatore. Perché è il vero fondatore? Che viene descritto, qui la professoressa Rodrigo ha tradotto questa parte di questo testo dove non c'è nessuna, non è stato pubblicato mai da nessuna parte. Mi spiego, pur esistendo da San Salvatore questo testo. Quindi che cosa dice questa? Volete che se lo racconti? Che cosa dice questo testo? Hai visto come è tutto bello, preciso, quindi è leggibilissimo. Infatti ho detto a quelli del Mauro Rico, vediamo se riuscite a tradurre. Dice meno male, perché i testi latini sono tutti tradotti, i testi greci sono tradotti, dice meno male. È diverso da quello classico. Vabbè, è il medievale tra l'altro, quindi non è quello classico. E allora cosa dice questo testo? Dice che Ruggero II accompagna con la corte la città di Messina San Bartolomeo di Simeri, il quale è accusato di latrocinio e di eresia e deve essere posto su una pira perché è condannato a rogo. Allora viene chiesto a San Bartolomeo che cosa voglia, no? Come ultima atto di volontà, va bene? E lui dice voglio celebrare messa, perché lui è un frate che viene da Rossano dove ha fondato un monastero basiliano. Voglio celebrare messa. E allora il re lo accorda, gli accorda questo fatto, gli mette i paramenti sacri, il testo lo dice, va bene, e celebrerà messa laddove sarà messa la pira, no? La catasta di venti, giusto? Ed è messa sulla punta di San Nicola, quindi già il testo ci dà un dato, sempre di toponimi, che quell'area falsata allora si chiamava San Nicola. Perché? Perché c'era la chiesa di San Nicola, quindi dove lui si accinge a celebrare messa. Va bene? E ci dice un altro fatto, che in pratica, siccome viene condannato sulla punta di San Nicola, la punta di San Nicola veniva utilizzata per i condannati. Ok? Altrimenti la mandavano tutto qualsiasi cosa. Quindi vedete come un passaggio ci dà già tutta una serie di indicazioni. Benissimo, mentre celebra la messa avviene un fatto prodigioso, una colonna di fuoco, no? Si sprigiona dietro di lui e cori di angeli cominciano a danzare intorno a lui. Allora tutti si gettano ai suoi piedi e chiedono grazia. E il re dice, al posto di questa pira, che cosa vuoi che venga elevato? E lui dice, un monastero. Naturalmente lui non sarà qui a fare l'abate del monastero San Salvatore, chiamerà da Rossano, cioè dal suo monastero, l'abate Luca e lo manderà qui e sarà il primo archimandrita, va bene? Ma il fondatore vero e proprio è San Bartolomeo, non Luca, va bene? Che viene indicato come amico di Ruggero e via dicendo, quindi persona quindi molto vicina a te per fare quello che sarà il monastero. Questa immagine, un'immagine fantastica chiaramente, perché sarebbe stata disegnata da Bruegel, anche se la stampa è del 1617, vedete, ma qui il testo latino dice che l'abbiamo ripresa da Bruegel, e quindi ci rappresenta,
e quindi è un'immagine, diciamo, ideale del monastero che praticamente abbiamo ingrandito. Lì abbiamo messo invece il nuovo monastero, quando dovranno i frati lasciare il monastero, perché verrà fatto il forte Sant'Alvaro. Qui in breve, ma molto breve, tutto quello che ho raccontato di là, va bene, con le immagini particolari di questa cosa, la carta della Palestina e la carta del Mediterraneo, per vedere i vari porti e via dicendo, va bene. E racconto questo discorso del topolo. E qui sono gli altri topoli, compare il topolomo di San Nicola, San Giacinto, va bene, e dovrebbe essere l'isola di San Placido, va bene, anche questa è una delle altre denominazioni, e poi finalmente avremo Saranieri, ma più tardi, quindi alla fine del 300, inizio del 400. Questo è il passaggio. Allora, qui abbiamo monastero, Saranieri che nel momento in cui arriva a Messina, nel senso che a Messina non è che io ho detto non si è mai fermato, si è fermato per approvvigionare la barca, ma in quel momento, quando passa l'andata o quando passa il ritorno, in sostanza il monastero non è ancora costruito. Quindi questa è la situazione, questa invece è la situazione. Allora che io cerco di essere sintetico qua perché non devo andare a spiegare il monastero del Santissimo Salvatore, le vicende storiche, no? Questa casa invece ci rappresenta, ecco, abbiamo fatto questo praticamente. Qui è la società le presenze, quindi il monastero, e quindi spiegare la storia del monastero con 4 parole, fino al momento in cui scompare. Viene al posto del monastero c'è il forte, va bene? E qui mettiamo una carta che fa vedere la commissione, cioè in sostanza il forte San Salvatore con le celle dei frati, perché è un momento di passaggio, va bene? Rimarrà fino al 1549 praticamente, quando un fulmine colpirà la polveriera, salterà tutto e prenderanno lo spunto per eliminare completamente, perché i frati si trasferiranno prima a Bordonaro e poi andranno qui nella spianata dei Greci, nel monastero nuovo che è quello, nella spianata dei Greci, e che oggi c'è il museo. Diciamo. Allora, qual è il discorso? Che la città di Messina deve essere, mi ascoltate, vero? Sì. Però cerco di sintetizzare molto meno di perché vedete quelle cose lì sono novità assoluta. Queste cose già la biblioteca le ha già esposte più volte, queste carte. Noi abbiamo selezionato queste pochissime carte, proprio prese così, da 500 carte, dobbiamo andare a 500 carte per poter andare a definire quali erano le cose più importanti da mettere in mostra, va bene? Un pochettino anche, non dico meno viste, perché bene o male queste cose chi le conosce, ma per raccontarle ai bambini, agli studenti, va bene, per raccontare agli studenti delle scuole, per raccontare agli studenti delle università, raccontare a chi in qualche modo è innamorato della città, ma in maniera molto questi materiali sono presi da quei testi che sono tra l'altro i più importanti che ci sono, va bene? Però immaginate che cosa c'è, quindi diventa impossibile andare a dire